Signora, sua figlia ha provocato un incidente e ora si trova nei guai. Non aveva rinnovato l'assicurazione auto. E qui da me nel mio studio sono un avvocato. Con 5.000 euro risolviamo tutto. Questo è il contenuto della telefonata dei truffatori. È giunta a casa di una coppia di genitori trevigiani 76enni cui era stata preannunciata la visita di un carabiniere per riscuotere il denaro richiesto. Si è presentato un sedicente maresciallo Rossi e su richiesta dell'avvocato, l'altro sedicente avvocato che aveva chiamato la signora, ha ricevuto i monili che la donna aveva preparato a fare da garanzia per la somma che il giorno dopo sarebbe stata data per tirare fuori dai guai la figlia a Milano. Purtroppo, presa dall'ansia e dalla frustrazione al pensiero della figlia ferita e lontana, la mamma l'ha chiamata al telefono soltanto dopo aver consegnato ai truffatori catenine e monili in oro per il valore di 2.000 euro. E oggi, come sempre, la polizia, come il resto delle forze dell'ordine, mettono in guardia famiglie e nonni sui possibili raggiri. Non aprire la porta a chiunque, chiedere sempre l'aiuto del 113 o del 112 mentre si sta svolgendo una certa azione. Una volante, una gazzella dei carabinieri sono pronti ad intervenire e venire a verificare sempre quello che sta succedendo.